Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Paola Ted. Ho conosciuto Paola 45 anni fa, molto velocemente, eravamo molto giovani, e poi l'ho persa di vista fino a 10 anni fa, quando l'ho ritrovata perché è rientrata dalla sua permanenza in Germania di circa 20 anni, dove è stata una cantante soprano e poi, quando poi si è specializzata in tecnica cranio-sacrale, è rientrata proprio per aprire una sua attività. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno. Ciao Francesca. Ciao. Cosa? Bene, bene. Senti, te la metti questo? Sì, Cos'è? No, lo sai cos'è? penso di sì. Cos'è? Un microfono. Bravo, l'unica, guarda, una delle poche che mi ha detto subito che cos'era. Anche persone tecnicamente preparate. Cos'è? Un auricolare? Cos'è che non lo sapevano? Un uovo sodo. Un uovo sodo. Ti va Un bene? uovo sodo compresso, va benissimo. Dobbiamo registrare, ok? Quindi occhio a quello che dirai, ok? Che non finirò in tribunale. No, brava, non devi finire in tribunale. Ciao, bella. Ciao. Aspetta che... Allora, Ecco. prego. Che bella zona questa, mamma mia. Complicata, però no, bella per viverci, immagino. Ti piace Allora, vivere qua? a me piace vivere qua, apprezzo il fatto che senza macchina faccio tutto. Ah, tu sei senza macchina? Io non ho una macchina, Wow. ho 2 biciclette, una C'hai la per me. patente? C'ho la patente e guido da quando ho 16 anni. Ecco, brava. Non pubblicarlo che potrebbero... Si va in galera. C'è la prescrizione, quindi te tranquilla che non vale più. E quindi non hai nulla, un mezzo di trasporto? Ah, 2 la biciclette, 2, una per me e una per l'ospite, Giura, giuro. che bellina. Per Ma l'ospite. sono rientrata con 2 biciclette, nel senso che proprio la seconda l'ho comprata pensando all'ospite, perché mi piace andare anche in cricca in bicicletta. Bello. E perché sapevo che avrei vissuto al centro, sapevo che non mi sarei comprato una macchina, perché vivendo al centro non c'è né il parcheggio né proprio lo Ma tu sei spazio. tornata dalla Germania e sei venuta subito a vivere qui? No, la prima logistica è stata via Azzuni. Che comunque siamo sempre... Sì, siamo Stampace, questa è Villanova, via Leonardo d'Arborea e Villanova. Sono andata e sapevo che sarei andata a vivere in via Azzuni un anno prima, perché mi sono organizzata Ah, ok. con la padrona di questa casa di via Azzuni, che è stata mitica, Mhm. dopo aver fatto un'esperienza abbastanza traumatica con uno straniero, non do altre definizioni. Lei come proprietaria di casa Vabbè, ha capita, detto no? preferisco lasciare Vuota. la casa un anno e aspettarti piuttosto che ok. sì, quindi ha fatto anche fare dei lavori nell'attesa, quindi come io sono arrivata la casa aspettava me ed è stato provvidenziale, perché poi la vita ha presentato la sorpresa, perché mio padre stava bene ma è morto 3 giorni dopo il mio arrivo. Ma giura. Quindi No. io avevo per fortuna già dove fare l'uovo. Cavolo. È stato bellissimo, sembrava una Sincronizzazione. drammaturgia. Drammaturgia. Beh sì, perché se penso io un anno prima che dico così, perché cos'ha, e io non voglio perdere tempo a cercare casa, non voglio, cioè se penso oggi quello che devi fare per trovare una casa, No, macello. Sento e sono cose- passati solo 13 anni, non Solo. 33 anni, io mi reputo fortunata. E poi dopodiché nel 2019
Quindi quanto hai fatto? Un anno, 2 anni? No, Viaggioni. 2012, 13, 14, addirittura. 15, 16, 17, 18 e 19. 8 anni ho fatto in Via Azzuni. Ok, quindi la prima casa. Ho provato l'ebbrezza di vivere a Cagliari a Stampace, Mhm. quindi Sant'Efisio, quindi Ah, quartiere, persone, caratteristiche anche datate che colorano il quartiere. No, devo dire è stato una piacevole full bel immersion di ritorno alle radici. Sì. Bello. Allora, questa cosa che non ti ho detto che cos'è, una sorpresa, boh. È una- L'uovo di Pasqua. Non siamo a Pasqua, però. O qui è un podcast, perché è anche video. È anche video. Ok, Quindi si è ripresa. Ciao. ciao. Te lo anticipo perché qualcuno non se ne è manco accorto, ma mi fa piacere che non sia troppo una sorpresa, perché poi dico, aiuto, mi hai ripreso tutto. Ma sei consapevole, giustamente, ora lo sei. Però non ti ho preparato nulla perché ho pensato, mi piacerebbe che fosse una chiacchierata fra due amici che si parlano, si rivedono, facendo un viaggio in macchina, che forse è la dimensione penso più rilassante che ci sia. Ok, perciò di cosa parleremo? Di quello che vuoi. Io non ho fatto un incipit nella presentazione, ho detto che ci siamo conosciuti 40 anni fa, ma in maniera molto leggera, nel senso che non avevamo un'amicizia di quelle proprio frequentanti. Era una frequentazione estiva la Ma nostra. proprio casuale, leggera. E poi dopo io ti ho presa di vista e ti rincontro 10 anni fa in strada e tu mi dici ho vissuto fuori, ero lì, ora sono un'altra cosa, e ho detto appunto che hai vissuto 20 anni in Germania, 22? 22, che lì hai fatto una carriera di cantante lirica, giusto? Sì, No? diciamo che ho lavorato come cantante lirica in ambito lideristico, che significa In che ambito, perdonami? lideristico, il leader è la Leader. forma della canzone tedesca, Ah, ok. e quindi Leader. si dice anche in italiano lideristico. Ti dà fastidio. Quindi ho lavorato, ho fatto anche alcuni progetti operistici, ma la mia passione era soprattutto circoscritta all'attività concertistica da camera, bravissimo. Ho capito. Da camera. Mi hai detto leader, mi sono ricordato. Sì, cioè tipo Schubert, Schumann, Mozart, Brahms, Beethoven, tutti tedeschi, ma non ci sono anche leader russi, ci sono leader certo. francesi, però il lead nasce per eccellenza, infatti la parola è tedesca. E significa, perdonami? Canto. Significa canto, canto. che ha una forma ABA, cioè che tu inizi, poi c'hai qualcosa che si sviluppa e torni in quello che era all'inizio, anche musicalmente, è come tutta la musica, come c'è la poesia, geometria, cioè matematica. è matematica. Un ospite mi ha parlato di matematica, che era molto brava in matematica, è diventata cantante e soprattutto è diventata compositrice e mi ha spiegato che la matematica è fondamentale. Assolutamente, sì. E senti, e quindi torni, cioè vai in Germania, per quale motivo sei andata in Germania? Da cosa è Allora, cioè, a che età vai in Germania? vado in Germania, ci devo un attimo pensare, a praticamente 20 frusci anni, aspetta un attimo, cioè era l'89, devo fare il conto, ne ho quindi quanti anni ho? Non sono brava in matematica. Comunque era l'89. Ok. Sono nata nel 66, fatevi il conto. 23. Ecco, ne avevo 23. Avevo 23 anni e Dopo la scuola? Dopo il diploma? Allora, ho fatto il diploma, allora ero andata un anno in America, 16. Torno Ma a fare l'anno all'estero? a fare l'anno all'estero. Ripeto l'anno perché non me lo convalidano, perché io sapevo che non me lo convalidavano e non era un problema. Io ero comunque andata a scuola a 5 anni. Anche io. Quindi non era un problema per me l'idea di rallentare. Ma figurati.
Quindi torno dall'America, finisco il liceo, che poi erano le scuole magistrali, poi mi iscrivo all'università e parallelamente inizio a prendere lezioni di canto. Ok, già qui. Sì, e incomincio su indicazione di una insegnante dell'allora collegio, insomma un insegnante del conservatorio, un insegnante che ora non esiste più, non so neanche se è in vita. Su indicazione di questa insegnante assolutamente dovevo... Cioè ti ha scoperto. In verità è stato mio fratello, cioè la storia fratello. del mio inizio, del mio cantare. Io vivevo rientrata dal Sudafrica, perché dopo l'America io sono andata in Sudafrica, Pure. 6 mesi, ero innamorata di un sudafricano ebreo bianco. Faccio questo dettaglio perché in Sudafrica ci sono tante razze. E l'amore secondo me era così tanto che io dovevo andare a vivere. Mio padre mi aveva guardato in faccia, mi aveva detto: figlia mia, ricordati che la priorità sei tu e i tuoi studi. Però vabbè, a 18 anni, i 18 anni sono fatti per queste esperienze. Ci sei partita in Sudafrica a 18 anni? Sì, e sono rientrata a 18 anni e mezza, quindi 6 mesi. Ci sono stata 6 mesi, il tanto della fine del visto. Ma la Sudafrica di quel periodo era bella tosta, c'era l'apartheid, c'era ancora l'apartheid, e io, come sono atterrata, ho capito che papà aveva ragione, però ormai dovevo starci, nel senso che non aveva senso rientrare. Avevo capito abbastanza in fretta la situazione, l'importanza delle parole di mio padre e la realtà che avevo davanti, che era una realtà all'epoca, adesso credo che lo sia anche altrettanto importante, in maniera diametralmente opposta. C'era l'apartheid, c'erano i treni per i bianchi, i treni per i neri, i bus per i bianchi, i bus per i neri. Si respirava un razzismo endemico, giuridicamente comprovato, che o ci sei nato o lo sei. Diventarlo per me era complesso, e quindi ho percepito l'inadeguatezza del mio essere giovane, che però, avendolo fatta a 18 anni, ci sta tutto, va mi do pacche sulle spalle. Dopodiché rientro, e praticamente cosa succede? Che nel rientrare, inizialmente sono a casa dei miei genitori, abbastanza recalcitrante, perché sei stata sempre una ragazza, come dire, un po' non eversiva, però abbastanza spumeggiante. Diciamo l'ultima di 8 figli, ha 8 figli, porca miseria. Ha una possibilità di viversi la libertà come nessun altro dei figli l'ha potuto fare prima, e io l'ho fatto. Anche questo mi è stato dato e io l'ho preso. Ho accettato che in parte fosse la vita a dirmi cosa fare, perché effettivamente i miei genitori c'erano, si sentivano, però un certo tipo di cose me le ha dovute dire la vita, e quando la vita parla è senza filtri. Quindi ho accettato anche questo. Comunque quello che succede è che a un certo punto io vado a vivere con mio fratello, che è musicista, compositore, studiava. Lui era in verità un fisico, quindi aveva un fisico e studiava composizione, faceva fisica e composizione. Praticamente nella preparazione di un esame che si chiama lettura della partitura, dove tu devi imparare a leggere a prima vista una partitura. E quindi lui si stava esercitando in questo, e stava studiando La forza del destino di Verdi, e mi dice, c'era l'aria di Azucena, quindi anche un registro che non è il mio, nel senso che cioè non un registro, tonalità? No. Sì, io sono un soprano e Azucena è un mezzo soprano, quindi Altra cosa.
altre corde, mi dice prova a cantarlo, fai finta di essere una cantante. Io faccio finta di essere una cantante e lui mi dice ma sai che mi sembra che forse potremmo farci ascoltare. Così parla? No, non parla così, però io sto facendo la scema. Ok, però ci sta questa Cioè, cosa. con una- È proiettato sì. in quel periodo storico dell'opera, non so perché. Esatto, e Del lui disegno dice, TV. esatto, e lui dice, ma secondo me potremmo farci ascoltare, vediamo cosa dice. Ma così, dopo che hai cantato un po', così. Sì, dopo che ho fatto finta di essere Azucena che cantava La forza del destino. Stride la vampa era l'aria. Andiamo da questa, è interessante, cioè se tu ci pensi da un punto di vista biografico, Stride la vampa, io faccio finta di... Perché comunque io tendenzialmente ho vissuto sempre abbastanza a pieno tutto, bello, brutto, bianco, nero, qualunque cosa mi succedesse, e quindi vabbè, facciamo il gioco della cantante. E niente, questa donna si chiamava la Deosma, aveva detto assolutamente ci sono intonata, c'ha range, che se non mi ricordo neanche come si dice in italiano, non importa. E io quindi mi innamoro abbastanza subito, però non ci credevo troppo perché le vedevo, le cantanti, tutte truccate, tutte boccolate, tutte vestite in tiro pazzesco. Io tendenzialmente mi arrampicavo sugli alberi ancora. Infatti, ti ricordo con le tutine di jeans. Esatto, Te lo tutina giuro. di jeans. La tua fotografia. E quindi Che io non dicevo, vabbè, vediamo, Che ci faccio? vediamo, andiamo avanti. Quindi vado avanti, mi preparo e devo dire che sempre, perché allora cosa succede? Tu fai l'esame di audizione e l'esame ci sono 80 candidati, 100 candidati, 2 posti. Ma dai, Assolutamente, normalmente è sempre così. cioè, quindi hai fatto un'audizione al conservatorio? Assolutamente. Ed ero sempre tra le prime 10 e ne ho fatto 3 di audizioni. Alla terza, passato il tempo, passati gli anni anche nel frattempo, appunto, mi prendono, sono la prima. Ma io mentre faccio l'aria, mentre mi ricordo, aspetta, cos'era, la figlia del reggimento di Donizetti, convien partir, no vabbè, se ci penso adesso sembra anche questa una drammaturgia. Esatto, Convien partir, io mentre la canto sento che ero allineata, adesso non mi do nessun tipo di aria mentre canto l'aria, sentivo che comunque c'ero, che ero riuscita, che stavo riuscendo e ma dentro di me sapevo che non sarei rimasta. Perché? Perché contemporaneamente a questa preparazione, a questa audizione, io scopro l'antroposofia. Durante quel periodo? Esattamente, cioè a partire da poco dopo il mio rientro dal Sudafrica per andare avanti fino alla mia partenza, io scopro l'antroposofia. Che sarebbe? Che sarebbe... Io lo so, però voglio che lo Sì, spieghi. l'antroposofia è una via di ricerca dei mondi dello spirito. Mi piace dargli questa definizione, nonché anthropos, Sofia, la saggezza nell'uomo, quindi il divino nell'uomo, un cammino di ricerca e di comprensione di questo aspetto che mi fulmina, proprio vengo fulminata. Devo dire che al mio rientro dal Sudafrica ho un incidente che mi fa fare delle esperienze extrasensoriali. Davvero? Sì, da cui io sopravvivo elegantemente, rimango in piedi, cioè nonostante avessi Evidentemente bellissimo. 160 km orari 160? Sì, questa era l'ultima volta che ho visto il tachimetro, senza casco, in moto, dietro, mia. seduta, sarei potuta sbalzare, non sono sbalzata, perché? Perché mi hanno trattenuto dai mondi dello spirito, non era quello il momento di morire, e questo mi è stato detto per 3 volte mentre l'incidente occorreva.
succedeva. Cioè, mentre avevi l'incidente, cosa è successo? Non ho capito. Sulla mia sinistra si è palesata una voce, non una presenza in senso fisico, ma una voce che mi ha per 3 volte, con una calma inimmaginabile, indescrivibile, per cui le parole sono sempre troppo sensoriali, con questa calma, questa voce baritonale mi dice che non sarei morta, e me lo dice 3 volte. Mi dice: non è adesso che devi morire. Cioè, durante la dinamica dell'incidente, durante l'incidente lo dice 3 volte. Io, vabbè, ti fermo un attimo, perché a me è capitato un incidente non gravissimo, però mi ricordo come se fosse adesso quanto c'è un rallenti pazzesco. Esci dal tempo e dallo spazio, non è un rallenti, ed è quello che succede quando tu ti occupi di scienza dello spirito e capisci che il tempo e lo spazio sono delle dimensioni a noi utili per orientarci sul piano terrestre, ma in verità non esistono. Questo C'è una sovrapposizione. L'hai capito dopo? Ma l'ho capito durante l'incidente, No, perché durante l'incidente mi permetteva continuamente, questa condizione in cui ero finita, che mi ha permesso di sentire questa voce, ha fatto sì che io sapessi prima che quello che mi stava per succedere. No, quindi io continuamente andavo in anticipazione e quindi sono finita in piedi, perché ragionavo mentre mi accadeva l'incidente. Adesso faccio così, adesso apro le gambe. Ovviamente è stata tutta un'esperienza dove ho sentito che ero io, ma non ero io e basta, perché era oltre le leggi della fisica, perché a 160 km/h dietro una moto che frena e si incollano le ganasce, tu voli, tu essere umano che sei sottoposto alle leggi della fisica, voli. Non sei volata? No, non sono volata. E l'altro è volato? No, l'altro aveva il manubrio, quindi si è salvato perché aveva il manubrio. Lui si è tenuto, io mi sono tenuta a lui, ma... No, è molto più forte. C'è sempre che il passeggero vola via. Proprio certo, matematica. la balistica non è che l'ho inventata io. Un colpo di frusta pazzesco, poi a quella velocità. Ma non ti sei fatta nulla? Mi sono fatta diverse cose che sono state anche queste, come dire, di cui esserne grata. Anche se lì per lì stiamo parlando di uno schiacciamento vertebrale, cervicale, stiamo parlando di una rettifica della curva fisiologica. Ah, minchia. Sì, però no, queste cose che a 18 anni comunque dici... Vabbè, le vivi diversamente. Le vivi diversamente, io le ho vissute diversamente, ho firmato all'ospedale Marino una volta appurato che non mi hanno fatto la radiografia, non avevano l'antitetanica, non mi toglievano, come dicevo io bene, l'asfalto dalle gambe, ce l'ho ancora. Io non ho tatuaggi, però c'è l'asfalto. C'ho l'asfalto ed è un tatuaggio ancora più importante, minchia. Che mi ricorda cosa è accaduto quando, perché ti posso dire ora, giorno e luogo. Cioè, quindi comunque in terra è grattato in qualche... Assolutamente, perché non essendo sbalzata, quindi hai strisciato. Ho strisciato, ho strisciato a sinistra e sbattuto a destra, e sbattendo a destra ho avuto un tempismo tale, ripeto, non ero sola nell'averlo, ho avuto un tempismo tale che ha fatto sì che io contraessi il braccio destro e facessi jumping, quindi contraessi il braccio destro che nell'impatto sull'asfalto ha fatto sì che io aprissi le gambe, lasciassi che la moto andasse e sono finita in piedi. Io sono finita in piedi, ferma, al centro della strada, al 17° chilometro della litorale Cagliari-Villa Simius. Che ci stiamo andando per caso, ma guarda, ecco, te lo giuro, ho preso questa strada che è quella che stai dicendo. Niente per caso, vabbè. E questa cosa, tu mi hai detto che questo incidente ti ha fatto avvicinare a questo mondo diverso, sì. a queste questa conoscenze. cosa ha fatto sì che io, che all'epoca ero atea, come appunto ero atea, ero ribelle, ma mi sono vissute i miei anni teen, come si dice in inglese. Ero molto allegra, ero una sportiva, ho fatto comunque una vita da sportiva, perché comunque io ho fatto fino ai 16,
fino ai 17-18 anni io ho fatto campionati nazionali d'atletica, perché in Sardegna ero campionessa regionale. Ma davvero? Sì, poi facevo... Atletica corsa? Cosa facevi? No, atletica pesi, lanci. Lancio del peso. Lancio del peso, lancio del disco, lancio del giavellotto e lancio della pallina di gomma. Giura? Giuro. Non l'avevo messa a punto. Quando Cioè, tu campionessa di lancio del peso? campionessa di lancio Che del fisicamente peso. oggi quelli che fanno lancio del peso sono delle bestie. Anche allora lo erano, e ogni volta che mi avvicinavo per lanciare gli arbitri, la giuria mi invitava ad andare altrove che avevo dove sbagliato. E invece? E dice no, io lancio. Come tu lanci? Io lancio, tu lanci, lei lancia, noi lanciamo, voi lanciate, loro lanciano. E qui lanciavi molto? praticamente il mio record era con 3 kg, lanciavo 8,70 metri. Che era buono? Assolutamente, ero campionessa regionale per anni. Ma dai. Pazzesca sta cosa. Ok, e quindi facevi sport ed a quei livelli e atea. Però ero atea, facevo l'atea, perché a quel tempo si faceva l'atea. Sì. Per l'atea io ho vissuto la rivoluzione sessantottina di rimbalzo, di cui oggi mi rendo conto dei danni che ha fatto all'umanità. Pazzesco. Allora mi identificavo volentieri e invece oggi sono consapevole, ho preso coscienza di tante cose di cui non avevo coscienza allora. E che cosa succede? Che aspetta, dove eravamo? Ah sì, che quindi dopo questo incidente a me mi viene la fregolina. Ma aspetta, ma chi è che mi ha parlato? Aspetta un Volevi attimo, scoprire qualcosa. fammi capire. E lì incomincio a leggere tutta, perché potevo leggere l'inglese e c'erano all'epoca solo in inglese i libri di Moody, Di? La vita oltre la vita, Moody, Moody. Moody è un psicoterapeuta americano di origini indiane, se non erro, che è stato uno dei pionieri della letteratura che descrive la vita oltre la vita, quindi esperienze di pazienti che si occupano, le esperienze di descrivere all'umanità scettica del loro vissuto. Esperienze di premorte. Esperienze, si chiama Near Death Experience, cioè appunto Near Death Experience, cioè esperienza di premorte, si dice in italiano, e in inglese vicina alla morte. Ed è lui uno dei primi. Poi faccio seguito con George Ritchie, che è un americano che ha sopravvissuto anche lui, e poi è diventato uno psichiatra e poi si è occupato di questo tutta la vita. Ormai è morto anche lui. Di quel periodo lì in cui non se ne parlava tantissimo. Assolutamente, siamo negli anni appunto 80. 80, Siamo cioè, negli anni adesso 80. c'è tanta letteratura. Assolutamente, adesso si è aperto un varco pian Sì, pianino. Allora sembravi una pazza se parlavi di queste cose. Esatto. Io invece mi cimento in questo, mi avvicino appunto anche a che cosa? Alla vita dei santi, degli yogi, quindi leggo Paramanansa Yogananda, Ok. leggo I grandi iniziati di Edward Shure, mi cimento e mi folgora tutto questo. Sento che questa è la strada da intraprendere. Parallelamente sto studiando canto e sento che la voce è un cammino di conoscenza di me stessa. Proprio mi accorgo, motivo per il quale la cosa fondamentale per me era questo, e non tanto mettermi in tiro, cantare, no, non era quello, cioè proprio non mi ci vedevo. Pensavo che per me la voce era un cammino di comprensione di me stessa, di cui sono molto grata. Comunque sono molto grata di aver cantato, di aver calcato la scena in maniera modesta, senza ascrivermi. Ho visto un articolo tuo che stavo Sì, va bene, però non sono diventata famosa, secondo me. Ecco, però. non sono diventata famosa, mi sta bene, mi va bene così.
E lì vengo invitata da mia sorella maggiore, che è un medico ed era un medico anche all'epoca. Vengo invitata a questi gruppi di lettura, a un gruppo di lettura che si occupa della scienza dello spirito, e leggevamo in quel frangente uno dei libri cardine della scienza dello spirito, che è Teosofia. E lì, mentre leggo, a parte che arrivo che loro erano già avanti nella lettura, e quella parte che stavamo leggendo insieme riguardava proprio cosa accade quando si muore. Oh cavolo. Cioè la descrizione del vissuto che può solo un iniziato o uno sciamano spiegare a chi non ha questa capacità di andare oltre lo stato di coscienza terrestre, e leggere quindi quello che accade, leggere, interpretare e descrivere quello che accade una volta che vai oltre la soglia della vita terrestre, che è dominata dalle leggi sensoriali della fisica. E questa descrizione tu l'hai ritrovata nella tua esperienza? O no? Minimamente, perché io non sono andata così oltre, io non mi sono allontanata. Così come succede quando Esatto. guardano i corpi dall'alto. Esatto, io non letto ho qualcosa in esattamente, quello con una canna c'era arrivata. Una canna molto forte in Sudafrica, anzi Okay. avevo fatto hash cookies in Sudafrica a 18 anni. Psicotrope molto più cioè, Beh, funghi, stiamo parlando di una marijuana di un altro livello. africana di altro livello, che ti faceva vedere. Poteva avere degli effetti tipo funghi, tipo Esatto, ayahuasca, no, io però. lì tipo ayahuasca, esatto, io mi ero vista oltre me, infatti ho smesso anche, veloce, Balosto. perché non mi interessava entrare in quel mondo da quella porta. Ok. È una roba antica entrare in quel mondo con le canne, è una roba che ci portiamo dietro da Millenni. da prima di Cristo, e invece io sono per il dopo Cristo. Ok. Mi piace la vita dopo Cristo. Ok. Sai che stavo seguendo dei podcast proprio su questi aspetti, sulle sostanze psicotrope, ho seguito degli speech fatti da studiosi di vario genere, parliamo di Egitto, parliamo di egittologia, quindi allora Esattamente. si usavano tranquillamente, Assolutamente. oggi sono diventate tabù per motivi... Ma non tabù. Allora, diciamo che oggi l'essere umano, passati tutti questi millenni, la conformazione dell'essere umano è tale per cui non ne ha più bisogno. Che senso? Nel senso che disponiamo di gradi di coscienza che a quell'epoca non c'erano, Ok? cioè l'essere umano comune, Sì, comune. non aveva i gradi di coscienza che ha oggi, e di conseguenza, a parte che era retaggio all'epoca di pochi accedere a quegli stati di coscienza, Esatto, i santoni, adesso i siamo druidi. siamo più invece dopo l'arrivo del Cristo, tra l'altro, cioè il Cristo ha modificato l'umanità, cioè questo è quello che ha cambiato veramente, cioè il Cristo è l'inizio della fine di tutte le religioni. L'arrivo del Cristo nell'umanità, per come ho capito io e per come trovo conferma tutti i giorni nella mia ricerca, ha proposto questo progetto di fine di tutte le religioni, inizio del divino nell'uomo attraverso un cammino spirituale sulla terra. Cioè nel momento in cui noi ci amoriamo all'idea che proveniamo dallo spirito e ritorniamo nello spirito, e quando siamo in terra ne teniamo conto, adesso è una sintesi questa, riusciamo a vivere la terra con più strumenti e risorse. E questa è una visione cattolica? Non ho capito. No, la per visione... niente. Ah. La visione cattolica non contempla la reincarnazione. Questa è una visione cristiana, perché al centro dell'antroposofia
Quindi questa che è un'interpretazione di che tipo, in maniera proprio Antroposofica. brutale? Antroposofica, Sì. dove è previsto comunque la figura del Cristo, ma di Gesù, dici? Gesù Cristo, non Gesù solo, perché a un certo Gesù punto Cristo. da Gesù si avvicina appunto il Cristo. Il Cristo non è, cioè Gesù non è Gesù Cristo materiale. dal primo giorno. Ok. Il Cristo è un'entità spirituale che si infonde, che abita Gesù. Infatti Gesù ne passa di tutti i colori col Cristo in lui. Ah, Ma di questo ne parliamo un'altra volta, secondo cioè, ti giuro che mi interessa molto questo aspetto. Cavolo, no, mi giura, mi interessa molto perché, vabbè, poi non so quanto posso interessare agli altri. E quindi cioè, sarebbe veramente da fare solo un episodio con questo argomento dall'inizio alla fine. Sì, mi piacerebbe, Vabbè, perché no? chissà, Se lo fa. non lo escludiamo. Non lo studiamo. Ok, quindi andiamo avanti nella tua storia che comunque prende tantissime. Non ti ho interrotto niente, ma ti giuro che ci sono un sacco di domande, ma un sacco di domande da fare, però Comunque, sì, ritorno lì, quindi io studi. faccio parte di questo gruppo, mi innamoro, mi fulmina, mi innamoro. mi innamoro mi appassiono di questi contenuti, sento che questa è la mia strada e quindi ho una visione, anche qui proprio ho una visione, ignorando la realtà, e dico, mi interessa andare in Germania per studiare Steiner, che si dice Steiner in tedesco. Steiner lo voglio studiare in lingua originale Addirittura. perché Che vuoi arrivare alla fonte. volevo partire dalla fonte e poi ho pensato, mi E tu di interessa. tedesco non avevi nulla ancora? No, io parlavo l'inglese e lo spagnolo e l'italiano, basta, finito. Vado in Germania a imparare la lingua per studiare Steiner in lingua originale. Sì. Wow. Quindi dicevo, voglio andare in Germania per questo, voglio andare in Germania perché io ero innamorata dai tempi del liceo di Goethe e di tutta la sua letteratura, mentre Scusami, Goethe, quella Goethe. aforisma, Goethe, quell'aforisma che forse tanti conoscono, del fatto che se tu inizi a fare una cosa per l'universo ti genera una provvidenza che ti aiuta a fare, quindi fallo subito, perché questa è di Goethe veramente? Oppure non è vero? Tu che ne sai? Ti ricordi? Hai capito a cosa mi riferisco? Sì, sì, Ah. è probabile. È probabile. È probabile. Quello mi ha guidato tantissimo nella Sì, vita. è probabile che tantissimo. sia un aforisma di Goethe. Io A te è successo questa cosa? assolutamente, Cioè che continuamente. inizi a fare una cosa e poi la provvidenza, che lui la chiama provvidenza, Esatto. o comunque l'universo si orienta affinché tu questa cosa la porti a termine. Il divino, le divino, forze poi. spirituali, Ok. cioè le Ma forze sai quante volte mi è spirituali. successa questa storia? Certo, Pazzesco. certo. Vabbè. E comunque io allora mi leggo I dolori del giovane Werther, mi leggo Vocazione teatrale, mi leggo il Faust, tutto parallelo a Ugo Foscolo, che non è male anche Ugo Foscolo, il nostro Ugo Foscolo non scherza, c'ha comunque delle considerazioni proprio in merito anche alla vita, al senso della morte, perché poi di questo si occupa anche Foscolo. Però io vengo fulminata da Goethe, la teoria dei colori, cioè non ce n'era una di cosa che toccassi, non c'era un libro che aprissi che non mi catturasse, proprio mi sentivo sua sorellina, nel senso che sentivo un'affinità elettive di Goethe, l'ho letto come se fosse un thriller, io non ho mai letto gialli, non mi piacciono i gialli, e per me Goethe, affinità elettive, era un thriller, cioè era interessantissimo la visione attraverso questo romanzo che di fatto è una disquisizione che porta lo spirituale nel quotidiano. Cioè, lui era uno scienziato. Normalmente di Goethe noi lo pensiamo come un letterato, ma in verità lui era uno scienziato. Era uno che che aveva preso in mano
i concetti alchemici di Swedenborg, cioè lui guarda indietro e Steiner non fa altro che proseguire attraverso il lavoro dell'archivio di Goethe, dell'archivio di tutte le opere di Goethe, non fa altro che portarsi avanti in quella ricerca che è scandita da coscienza e da presenza piuttosto che da droghe e uscite dal corpo d'altro tipo. Faceva lui questi esperimenti? Lui attraverso, cioè lui, Goethe e Steiner, poi di conseguenza, cioè loro lavoravano su a parte la loro peculiare personalità, cioè loro sono, Steiner è un iniziato, il più grande iniziato del XX secolo, cioè non abbiamo... Che significa iniziato, perdona? Iniziato è colui che appunto può accedere verso i mondi dello spirito perché ha ricevuto, perché si trova in uno stato incarnatorio tale per cui lui è capace di vedere continuamente l'altra parte del ricamo che è l'esistenza. Cioè, se noi vediamo l'esistenza come un ricamo, noi vediamo sempre il bello del ricamo, per certi versi, no? Ma non vediamo il retro del ricamo, non vediamo da dove partono i fili, da dove arrivano e da dove arrivano questi fili. Invece lui, che è un grande iniziato, ha la capacità di insegnarti attraverso degli esercizi, attraverso la lettura dei suoi studi fondamentali, ti offre la possibilità di percorrere un cammino che ti permette anche a te, comune mortale come me, di incominciare a integrare nel tuo quotidiano una visione spirituale dell'esistenza, per cui incominci a unire i puntini diversamente da come l'hai fatto prima che eri ateo, tipo me. Ma tutta questa tua conoscenza di Steiner, tu la trasferisci in qualche modo, organizzi dei momenti, cioè, come dire, aiuti le persone a conoscerlo. Allora, io avvicini. Personalmente, dopo la pandemenza, perché così la descrivo, come l'adolescenza c'è anche la pandemenza. C'è la pandemenza, per i più intimi c'è la pandeminchia, anche, okay. Però rimaniamo sull'elevato. Dopo la pandemenza, che corrisponde al 2020, che corrisponde quindi, cioè dal 1985 al 2020 sono passati tanti anni. Io ho preferito, ero protesa soprattutto a uno studio abbastanza individuale, cioè mi sono data da fare per conto mio, ho studiato per conto mio, ho fatto anche un'università antroposofica in Germania, quindi non ero troppo per conto mio, però ero abbastanza un cane sciolto. Sono rimasta cane sciolto fino alla pandemenza. Dalla pandemenza mi è rimasto l'essere cane sciolto, perché non è che non cambi in 2 minuti, ovvio. Cambio in 2 minuti, però ho sentito proprio la necessità, come di bere e di mangiare, di creare un'iniziativa sociale di un piccolo gruppo che potesse essere interessato a studiare insieme a me quello che io avevo studiato più volte da sola. Ah, ma quando sei già a Cagliari, ovviamente. Sì, sto parlando della pandemia, 2020. Quindi io dal 2021 ho realizzato questo incontro settimanale, prima era mensile, poi l'ho fatto diventare settimanale, con inizialmente un gruppo di gente che oggi non è più parte del gruppo, perché il gruppo è un essere vivente, quindi si evolve. O si involve. No, si evolve e si modifica, quindi ma c'è sempre questo incontro? Assolutamente, c'è ogni mercoledì alle 18:30. Dove? Nel mio studio. Ci vengo. Ci incontriamo. Ok. E studiamo insieme. 18:30 oggi?
Stasera. Wow. Ma Ti devo spiegare quando potrai entrare. Ci Perché? mancherebbe. No, ti spiego ci sono le perché condizioni. ci sono delle condizioni che sono Bello. utili sia a chi accoglie che a chi arriva. La condizione è che non si entra al libro iniziato, si entra al libro che si inizia giusto, insieme. Giusto, corretto. Quindi ci sarà un momento in cui tu chiami alle armi, si può entrare oggi, tale giorno. Beh, se Si tu può mi dire. dici vorrei entrare, Devo io leggere. me lo ricordo, no, io me lo ricordo che tu me l'hai detto. E tu mi chiamerai. E verso gennaio-febbraio, quando avremo finito questo libro che stiamo leggendo ora, che è Bene. Filosofia della libertà, Ah, io ti ricontatterò e vediamo cosa mi dici. che bello, mi sembra un po' la carboneria. Come... Ma diciamo che diversamente la carboneria No, vabbè, era... ho paragonato a un qualcosa di come dire, di prezioso, Esatto. non è per tutti, in quel senso. Ma è solo per chi sente quella necessità. Se Esatto. non senti la necessità puoi continuare a mangiarti il gelato come hai fatto fino a ieri. Giustamente. Cioè io mangio gelati, però ho anche la necessità di studiare Steiner, cioè ho queste due necessità, una di mangiare ma gelati sono molto curioso. e l'altra è questa. Poi è un periodo, spoilerò questa cosa, è un periodo strano che mi sta prendendo, perché anche questo che sto facendo con te oggi, l'ho fatto già con tante persone, e secondo me è un qualcosa che ho iniziato 10 anni fa, in piccolo. Questa è un'evoluzione di quello che ho iniziato, però quello che ho iniziato non l'ho portato a termine, cioè non sono andato avanti, ho fatto 5 episodi e mi sono fermato. Ok. E mi sono detto, ma perché cavolo non ho continuato? Ecco. Qual è stato il motivo? Tanti motivi. Però ho pensato, se inizio qualcosa la voglio non portare a termine, la voglio fare in maniera continuativa, Sì. cioè con un appuntamento settimanale, non è un episodio ma saranno 100, non lo so, finché ce la faccio a farli. Perché comunque questi incontri con persone come te, ma come altri, tutti diversi, tutti unici, tutti autentici, particolari, ho riso a lacrime, mi è venuta la pelle d'oca, ho avuto momenti di incontro e scontro interno, diverse cose, però sono sempre stato ovviamente neutrale, cioè non è che mi metto lì a giudicare, non sono il giornalista che intervista e deve rovinare l'intervistato, lo deve... alla Fagnani, no? Per intenderci, non me ne frega proprio nulla. Io prendo il bello, poi quello che c'è lo giudicheranno gli altri. In questo caso, per esempio, però mi piacerebbe parlare tanto con te, ma a prescindere da quello che mi hai detto, per esempio, io mi rifaccio all'incipit, ho detto cantante e ne abbiamo parlato un po', ma c'è anche un altro aspetto che mi interessa di te, che è quello legato alla tua attività attuale. Questa è un'attività, come la possiamo chiamare, spirituale? Si può chiamare spirituale? Sì. No, sì, ok. È di ricerca spirituale. L'altra è l'attività proprio tecnica, scientifica Sì. che tu fai, che è legata alla tecnica craniosacrale. Sì. E cosa mi piacerebbe che tu ne parlassi, perché quando tu me lo dicesti quel giorno che ci siamo incontrati 10 anni fa, io ho detto, ma che cavolo è? E la cosa interessante è che io arrivo a ricevere la terapia craniosacrale in Germania, dove ho vissuto e dove ho studiato, dove ho cantato, perché i postumi di quell'incidente di cui vi ho raccontato si sono fatti sentire con tale veemenza che io... Dolori? Immobilità, cioè a parte che ero solita ad avere torcicollo a palla, perché avevo avuto Schiacciamenti, e avevo avuto un trauma, quindi comunque tutte le membrane che avvolgono la colonna vertebrale, che riguarda le cervicali, sono svegliate. sì, ci hanno portato sì. il conto, come Insomma, si dice. mi hanno presentato il conto, che nel tempo erano torcicollo, fino a che un giorno, siccome tu non pensi, vabbè, adesso poi mi passa, e invece ero rimasta immobile, adesso poi mi passa e non mi passa, quindi ero immobile Cioè, a ti sei letto, bloccata? proprio immobile, che è... Colpo della strega? No. Sì, tipo colpo della strega, Più grave. però al collo, colpo della strega al collo. La schiena ma al collo, mamma. E da lì io sono stata portata, per fortuna, da questo mio amico, che anche lui si occupava di Steiner. Dice: Paola, guarda, io ho capito che c'è una fisioterapista strana. E cosa fa? Fa anche una tecnica
cioè una terapia. In Italia dobbiamo dire tecnica perché il ministro della salute non l'ha riconosciuta, ok. ma di fatto è una terapia. Non lo Io puoi sono diplomata terapista, ma non si può dire in Italia, però qui lo dico, tanto non mi arrestate. E comunque, Ecco perché la chiami tecnica quella sacrale. beh, la chiamo tecnica perché non è imputabile. Non mi possono dire nulla se dico tecnica. Se dico terapia mi possono Ma che imputare. figata questo mondo, ma non è meraviglioso? Dai, Devi imparare a è pieno giocare a di nascondino. bellezze, bravissima. Nascondino è un gioco primordiale, bellissimo. Giocare a nascondino, bellissimo. Vabbè, detto questo mio amico mi dice: guarda Paola, secondo me devi andare da questa fisioterapista che è un po' strana, perché con questa terapia cranio-sacrale, oltre che aiutare gli esseri umani, lavora coi cavalli. Io Quei no. cavalli, che sono gli animali più delicati E più intelligenti, e più intelligenti. da cui possiamo imparare. Quindi io, innamorata, io Cioè, ho lei Io ho faceva anche cavalcato, ma questo è Ah, un'altra pure, puntata, un'altra aiuto. puntata. No, non basta una. Un'altra puntata, avevo un cavallo che si chiamava Fulmine, era un derivato puro sangue, un'altra storia. Ok. Quindi dico, questa lavora coi cavalli, Va bene per me. questa va bene per me, perché io, tutta la mia gioventù, che tu dicevi riallegra, io avevo un'immagine di me di cavallo indomito. Ah sì, ci sta benissimo. Io mi Furia. sentivo un cavallo, Furia, cavallo del West. E infatti a me poi Roba arriva, anziché nostra. Furia, mi arriva Fulmine. Fulmine. Fulmine, ma è un'altra cosa. Ok. Quindi vado da questa donna, tra l'altro aggiungo questo dettaglio che mi piace molto perché parla dei sistemi diversi delle nazioni, anche se adesso c'è la globalizzazione che ci sta devastando. In Germania negli anni 90 la terapia cranio-sacrale, ancora oggi parzialmente, ma non con tutte le case mutue, perché in Germania c'è un sistema di case mutue, non c'è la casa mutua. Lo riconosceva come terapia. Riconosceva la casa mutua italiana, la casa mutua italiana a cui facevo riferimento io come studentessa, copriva la terapia cranio-sacrale in Germania. Ma qui no, ovviamente. Ma qui no, ovviamente, quindi pensate il nascondino che facciamo. Che bellino, no? Sì, sì. Quindi io vengo pagata dal Ministero della Salute italiana in Germania, ma non qua. No, È bellino? vabbè, molto carino. Dai. Sì, sì. È una bella notizia. E quindi ti sei fatto una bella. Quindi no, è la cosa che è fondamentale che succede. Io vado da lei che avevo un torcicollo feroce, ero immobile, sono stata portata tipo con la gru da lei, mi mette le mani addosso in senso buono, rimani completamente vestita, perché questo succede quando tu vai da un terapista cranio-sacrale, non ti devi spogliare, ti devi togliere le scarpe, ma rimani vestito, non c'è bisogno del contatto con la pelle. E lei in 4,48 mi fa passare il torcicollo, mi fa entrare in quel mondo della soglia di cui parlavamo prima, perché questo accade, che tu veramente ti stacchi. Cioè, cosa fa lei? Lei lavora col tuo corpo eterico, col tuo corpo vitale, con l'ascolto del tuo corpo vitale. Quindi ascolta il ritmo della circolazione del liquido cefalorachidiano, che permette che l'omeostasi e la salutogenesi abbiano tutti e due luogo contemporaneamente, ovvero i principi di salute che risiedono dentro di noi vengono attivati attraverso un tocco speciale che lei aveva e che poi io ho acquisito perché mi sono formata. E lì io dico, in questa prima seduta, un giorno lo farò. E questo è Goethe, secondo me. Certo! Lo vedi? Certo, ma Ok. per quello che ti dico, questo è Goethe. E io lì ho detto, vabbè, adesso faccio la Ti sei vista cantante. lì? No, hai finito di fare la cantante. Hai finito di fare la cantante? No, lì stavo iniziando a fare la cantante. No, ho fatto stavi iniziando. 22 anni di Cioè, cantante. questo ti è successo appena arrivati in Germania? Certo. Ah, cavolo. 5 anni dopo l'incidente, perché i traumi Li paghi dopo. li paghi dopo se non li affronti subito. Vabbè, non avevi nessun avvisaggio. No, aspetta un attimo, avevo
dolori. Lo schiacciamento cerebrale, lo schiacciamento cervicale, la rettifica della curva. Io avevo tutti, ma ero sbruffona allora. Ero tra lo sbruffone e poi l'inefficienza dell'ospedale Marino. Mi hanno dato l'ispirazione di firmare la cartella e dire me ne vado. Allora, dopo 5 anni dell'incidente hai questo episodio che ti blocca a letto. Vieni trattata, si può dire Sì, questo termine? assolutamente, vieni è trattata giusto. da questa persona. Sì. Hai risolto il tuo problema? Completamente. No, dai, questa è bomba. Non solo, la rettifica della curva si è sistemata. Io non ho più la rettifica, non c'ho più la colonna cervicale dritta, perché questa vuol dire rettifica, cioè che la curva fisiologica che abbiamo, che acquisiamo nel tempo, che ci permette di camminare, ne abbiamo due, una è cervicale e l'altra è lombare. Quindi ok? le varie scoliosi, cistosi, sono tutte forme sbagliate della Sì, sono delle tendenze che uno magari ha come postura, eccetera. No, vabbè, Le sono delle somatizzazioni, le scoliosi sono delle somatizzazioni. Entriamo in un altro argomento, mamma mia. E quindi tu l'hai risolto questo problema? E io l'ho definitivamente. risolto per tutti i miei 22 anni in Germania. Io 15 mi sono sempre fatta trattare, perché per stare sulla scena uno deve essere sano. Quindi hai smesso di farti trattare? no, allora una volta risolto il problema andavo a fare, come si dice in inglese, un top up, cioè facevo un attimo di rettifica o di sai come fai la revisione. Esatto. Non avevo bisogno di revisione, andavo ogni 4-6 settimane. Io vivevo in Germania. E poi le fate in Inghilterra quando hai fatto la scuola? No, allora poi quando decido di ritornare in Sardegna, ci ho messo 5 anni a ritornare in Sardegna. Quando decido questo, capisco che avrei dovuto formarmi come terapista craniosacrale, perché ho pensato, arrivo in Sardegna, non potrò vivere come cantante, come insegnante di canto, perché chi sono io? Nessuno in quei termini. Okay. Quindi decido, bene, allora mi formo come terapista craniosacrale. Quindi faccio un triennio a Londra come nel college più vecchio che c'è in Europa, che insegna la terapia craniosacrale. Dove si era formata anche questa tua, come dire? No, lei si è formata in Germania. Ah, ok. Tu hai cercato la scuola? Allora, io l'ho cercata prima in Germania, ma in Germania non permettevano di entrare se non eri una fisioterapista. C'era un o avevi svolto una professione che in qualche modo era legata alla sanità. Quindi io dico, nonostante... Non c'ho tempo. Scopro di questa scuola a Londra, vado nel luglio del 2011, nel giugno del 2011 vado a Londra e dico, mi faccio trattare dai futuri terapisti. Quindi mi sono fatta trattare era un trattamento a più mani, perché si fa anche come la musica, anche la terapia si può fare a più mani. Un concerto di terapisti? Ho 8 mani. 8 mani, wow! 3 erano studenti, una era una docente. Bellissimo. E io lì faccio un'esperienza trascendentale. Che figata. E capisco che se loro perché io avevo ricevuto in Germania ottima terapia craniosacrale, ma di una certa scuola più biomeccanica. Questa è più biodinamica integrativa, che significa biodinamica, quindi che puntava ancora di più alle forze salutogenetiche del corpo umano piuttosto che all'intervento manipolativo. Ok. Quindi proprio mero ascolto attraverso il contatto. Quindi fai la scuola? Faccio la scuola. So già
immagino, per come sei, per come ho capito che sei, vai via a pieni voti. Vado via a pieni voti. Perché quando fai le cose le fai bene, Sì. ci tengo, perché Sì. ho capito già. E poi torni a Cagliari. Esatto. Torni a Cagliari e apri il tuo studio. Prima di aprire lo studio, creo in quella mia casa in via Zuni, di cui abbiamo parlato all'inizio, una possibilità di accogliere pazienti. Nel mio soggiorno era un open space questa mia casa, non avevo porte se non quella del bagno, quindi nel soggiorno di questa casa, perché la mia stanza da letto era su, ci tengo a precisare, Incontri persone. creo uno studio, creo una stanza studio che tramutavo ogni volta ogni giorno la preparavo, ogni giorno la smontavo. E per un anno ho iniziato a fare questo e l'affluenza di persone e la diffusione della mia attività ha fatto sì che io ho detto va bene, adesso me la sento di aprire uno studio, perché uno studio vuol dire un altro affitto, vuol dire che devi... Ah, quindi cerchi un altro posto, quello è il modo in cui sei passata poi in via dove sei? No, Ah, ancora un altro. Ah. Rimango in via Zuni come come casa? casa e apro uno studio in via San Giovanni. Ah, Quindi lì è il mio ricordo. primo piede a Villanova. Una domanda che ti giuro mi è venuta, non adesso perché ci conosciamo e ci frequentiamo in qualche maniera. Da quando tu mi hai detto questo, oggi te lo chiedo, ma ci sono altri specialisti in questa tecnica a Cagliari? C'è qualcun altro che fa? Sì, ci sono. E dove sono formati? In Italia ci sono nel frattempo delle scuole, ma anche da tanto tempo, devo dire. A Trieste ce n'è una dell'approccio Aplegia. Aplegia è il cognome di un americano chirurgo che è stato il più grande diffusore della tecnica, della terapia cranio-sacrale nel conosciuta in mondo. Italia. Assolutamente sì. E in Sardegna, a Cagliari. Allora, è una branca dell'osteopatia, quindi non è che chissà che cosa, cioè l'osteopatia è stata addirittura... L'osteopata può accedere a questa... può accedere, È può una dedicarsi. delle tante tecniche che l'osteopata impara, Ok. ok? Ma nell'immediato divenire dell'osteopatia ci sono degli osteopati che si sentono più inclini alla terapia cranio-sacrale, che inizialmente si chiamava osteopatia craniale. Ok. Si chiama inizialmente osteopatia craniale e nel corso del tempo e degli anni diventa una terapia a sé stante. Per cui osteopati scelgono di non essere più operativi come osteopati e quindi nella manipolazione, ma di preferire questo approccio così mite, così non invasivo. Tu non manipoli. Io non manipolo, io entro unicamente in ascolto del battito del liquido cefalorachidiano, che è quello che noi attraverso il respiro produciamo in zona cerebrale ventricolare continuamente, e questo liquido va e viene prodotto nella zona ventricolare cerebrale e da lì si distribuisce lungo la colonna vertebrale, sale e scende continuamente, e io aggiungo, non deve fermarsi, si ferma con i traumi, Ecco. e io aggiungo come il sangue e i soldi, sono tutte cose che non devono fermarsi. Il sangue? Il sangue, il liquido cefalorachidiano e i soldi devono circolare. I soldi. I soldi. Quando i soldi rimangono fermi non va bene, come il sangue e il liquido Ma stai cefalorachidiano. scherzando? No, Una spirituale come te mi parla di soldi. assolutamente. I soldi sono come dire, una parte del patto con la terra. Tu per stare in terra hai bisogno dei soldi. E quando non c'erano i soldi? Lo scambio? Lo scambio, certo. Il baratto. Il baratto. Infatti io vivo anche di baratto.
bello il baratto. Io mi vivo piace di baratto, moltissimo. da anni pratico il baratto, decenni, prima della pandemenza. Da prima della pandemenza. Dai tempi, cioè Ma da mi piace sempre. troppo per la libertà con cui dici le cose, perché mi sta capitando anche a me che ho voglia di dire quello che penso, che per anni io mi sono tenuto bloccato, soffocato, con un tappo in testa. Ci credi? Ci credo, mi Per il lavoro che dispiace. anche a me molto. Mi Per il dispiace. lavoro che facevo io non potevo dire a nessuno, clienti, fornitori, collaboratori, quello che realmente pensavo di loro, degli altri, della situazione. Devo stare zitto, e non parlo di politica, proprio di punti di vista. Punti di vista, porca. Io quando c'è stata la pandemia, adesso lo La dici affermerò, giusto. sono andato a fondo nelle cose, perché non mi stava bene rimanere chiuso cioè non lo capivo questa cosa. Non la capivo, non mi andava giù. Poi lasciamo perdere il discorso dei vaccini, ok, proprio quello lo metto. Non lo tocchiamo. Non lo tocchiamo. Però ti parlo proprio di situazione. Vedevo anche gli altri stati che non erano così, come dire, bacchettoni. Facevano vivere le persone. Quando io ho visto che non ti permettevano di andare a correre all'aria aperta, ho detto no, qui stiamo raggiungendo il livello. Quando c'è stato l'elicottero che ha rincorso quel tizio in spiaggia, ho detto ma stiamo scherzando? A cosa stiamo assistendo? È quello che mi ha fatto più male, pensare che i nostri figli, tu non hai figli, ma comunque C'ho nipoti. c'hai molti nipoti, Molti. brava. I nostri nipoti, i nostri figli hanno passivamente subito queste costrizioni senza critica, in maniera acritica, cosa che forse la nostra generazione non avrebbe mai concesso. Anche i più miti, le persone più tranquille, quelle che non protestavano mai, non credo che se gli avessero detto devi stare a casa, sarebbero stati a casa. Tu saresti stata a casa? No, infatti Ma non ci sono zero. stata. Ma io sarei Non scappato da casa. Sarei scappata e ho fatto tutto quello che non bisognava fare. Sì, Continuamente. continuamente. Ma da sempre. Io sono scappato da casa Sì, come un sì. pazzo. Uscivo alle 6 del mattino, alle 5 del mattino per andare a rifugiarmi in campagna. Tutti i weekend io scappavo, lo ammetto, mettetemi in galera, andate a fanculo, per stare lì all'aria aperta a fare la ginnastica. E mentre facevo ginnastica nel mio loggiato, passava la macchina della forestale col megafono: dovete stare a casa, cioè, e mi guardavano che facevo jumping jack, si fermavano e dico: ma questo può fare jumping jack a casa sua? Sì, lo posso fare. E quindi l'altra aberrazione che ho visto l'altro giorno, nel 2025, a 5 anni, un signore con la mascherina che camminava. Stai bene? Un signore che camminava all'aria aperta con la mascherina. Ma che cosa hanno combinato ai cervelli? Basta, scusate, è stato uno sclero che proprio mi ciao qua. E qui voglio spezzare una lancia, A chi? che tutto ha un senso. Sì, brava, tutto un senso. Francesco, tutto ha un senso. Grazie pandemenza. Brava. Grazie alla pandemenza, che è stato un momento apocalittico, Sì. ovvero rivelatore, abbiamo avuto accesso di colpo a degli stati altri di coscienza nei quali fino a quel momento non andavamo. Cioè io sento di aver acquisito, grazie a questo caos creato dalla pandemenza, a queste restrizioni, a queste ingiustizie vissute, di aver preso coscienza di tante cose, di me stessa in primo luogo, e poi di chi mi sta intorno a me, per le quali rivelazioni ho una profonda gratitudine. Quindi è giusto buttar fuori, come è giusto raggiungere poi lo stato di quiete Sì, hai ragione. e dire yes, cioè questo Ok. è vero, tutto quello che hai detto è importante, No, vabbè. come è anche importante accorgerci che nulla accade a caso, Nulla. tutto ha un senso e dietro le cose c'è senso, e c'è un senso che va ricercato, ed è questo è il mio leitmotiv, il mio fil rouge di tutta la mia esistenza, che le cose non accadono a caso, ed è lì che io ho
questo fil rouge, questo leitmotiv è stato sempre il motore principale che ha scolpito la mia biografia. Guarda, adesso ho avuto uno scleroma perché comunque... No, va bene. No, ma poi non si può ridurre a quello che ho detto, Certo. quel periodo lì. Non È si può molto ridurre. di più, Ma dico... molto più grave. A me mi è mancato il buon senso, ho perso il buon senso nelle persone, cioè Sì. ho perso, che poi tutti mi dicono, ma se non avessero chiuso in casa le persone ci sarebbe stato un macello, ok? Dal punto di vista tecnico o scientifico lo posso capire, c'è una pandemia, una pandemenza, ma comunque c'era un problema e cosa fa lo Stato? Agisce nella maniera più bassa possibile. Quindi ti chiudi in casa. La Cina ha fatto così, ha fatto tutto il mondo, più o meno ha fatto così. Ma ci sono dei limiti dell'assurdità che sono legati, per esempio, che potevi andare in giro col cane, potevi andare a fare la spesa, ma non potevi andare a correre, non potevi andare a fare sport. Tutti a comprarsi cani. Tutti a comprarsi cani o a Cioè, prendere cani in un giorno ho visto prestito. uno con un peluche che trascinava un peluche, cioè, non sto scherzando. Aveva messo un bastone anziché la corda e portava il peluche. Da qui l'italianità che viene fuori. Comunque, per favore, abbiate pietà di me e dei miei scleri, ogni tanto ci vogliono. Uè, abbiamo fatto un'ora, più di un'ora. Allora, non basterebbe un'ora per stare con te perché gli argomenti sono tantissimi. Però ti devo fermare, ti devo fare una domanda. Questo progetto ha un titolo, si chiama A come puntini puntini. Non chiedermi perché lo spiego nell'anteprima video che ho realizzato, quindi andate a guardare per sapere il perché. Però la domanda che faccio a tutti gli ospiti è: rispetto a quello che ci siamo raccontati oggi, alla tua essenza, alla tua bellezza, se io ti dico A come puntini puntini vuol dire, che parola ti viene in mente? Amicizia. Sei partito con l'amicizia, Sì. che eravamo piccolini e poi ci siamo ritrovati, rincontrati e questo è stato possibile. Solo con l'amicizia. Sì. L'hanno già detto. È La una teniamo? porta. La teniamo. Oppure vuoi che te ne dica Ce un'altra? n'hai un'altra? Aspetta. Te l'ho lasciata stare perché comunque... è Sì, bellissima. aspetta un È attimo. giusto. Cioè, è drammaturgicamente parlando è perfetta. È perfetto, Però drammaturgicamente. aspetta un attimo La usi che ci molto. penso. A come ascolto. Aia. Anche questa ce l'abbiamo? Ma ci sta, mi piace tutto, continua. Aspetta, allora. Per rispetto agli altri, Sì. però, perché non so Sì, se sì. sono sicuro. Mi piacerebbe che ce ne fosse una per ogni puntata, per ogni episodio, perché comunque la caratterizza. A come aiuto. Bello, aiuto nessuno. Perché aiuto? Perché noi nel rapportarci tra di noi, Io vorrei che tu mi aiutassi, vedi? vedi, Io vorrei che tu mi cioè mi mettere praticamente, nelle tue mani. ecco, aiuto, cioè allora ci sono due cose da fare nella vita. Una è conoscere se stessi, ma non l'ho detto io, c'era scritto. Vabbè. Nel tempio, no. Bravo, sì, esattamente. Knox autos, no, Sì. è in greco. Sì, cioè, Knox conosci te stesso. autos, te stesso. Sì, conosci te stesso. Scusami, Quindi uno è conosci te stesso, l'altro è aiuta gli altri. aiuta gli altri. sono Dopo d'accordo. che conosci te stesso, quindi i tuoi limiti e i tuoi talenti, I tuoi talenti, brava. allora capisci come puoi aiutare gli altri. Se non ti conosci, aiutare gli altri diventa problematico e ti puoi mettere in problemi. È come la metafora del bagnino. Prima ti metti in sicurezza te e poi aiuti gli altri. Non puoi prima aiutare e non essere in sicurezza. Affoghi con lui. Esatto, affoghi con lui e lì è una bellissima metafora perché nel quotidiano, nell'amicizia, succede spesso che si infrangono dei confini dove si pensa ma dai, siamo amici, ci aiutiamo. No. No, prima metti in sicurezza me, Sì. mi costruisco una mia Capisco identità. se è corretto e come deve essere il mio aiuto, perché magari il mio aiuto può essere solo quello di inviarti da specialista. da uno specialista, Bravo. da un altro specialista. Ah, bello. Ti capita a te che viene qualcuno pensando di essere aiutato da te e tu dici no, io non posso farci
Continuamente mi succede. Continuamente. Io sono un'inviatrice seriale. Penso che Una mediatrice quasi. Sì, penso che se gli altri inviassero tanto quanto io invio a loro, No, io ma figurati. avrei già Lo studio sarei già in pensione. No, sarei già in pensione. Diverso. No, vabbè. Però vi do un consiglio, vedete, questa cosa che mi sta venendo adesso, io faccio una bella marchetta, chiamiamola così, ma perché Paola se lo merita, non è una marchetta, è un consiglio vivo. Io ti ho già indirizzato delle persone che non so se siano andate, pazienza, che avevano dei problemi proprio lì, tutti di andare da Paola. Fatti vedere da lì, fatti una chiacchierata, perché quello che mi sta raccontando, a parte la sua esperienza personale, è molto importante, è la capacità, e vedi anche l'integrità morale di dire no, io non posso fare nulla, ti mando da uno specialista. Quindi un primo passaggio da lei fatelo comunque, perché magari avete mal di testa, un torcicollo, un mal di schiena come ce l'ho io adesso, da postura, da macchina, non lo so, fatevi una passeggiata da lei, una chiamata, vi accoglierà, vi offrirà una tazza di tè, non lo so, cosa fai tu come accoglienza? Sì, allora normalmente Una chiacchierata una chiacchierata al telefono senza te lo puoi bere tu individuale. No, ma una chiacchierata che fai sempre, mi avevi raccontato un giorno che quando vengono i tuoi... No, allora, diciamo che la prassi è la seguente: se una persona vuole capire se quello che io faccio può esserle utile. può essere utile, intanto c'è la mia pagina www.paolatedde.net, Ok. numero 1. Se la mia pagina non è esaustiva, Tanto lo metto in descrizione. non è esaustiva come può succedere, mi chiami, anzi mi scrivi, Che mi meglio. scrivi, perché magari sto lavorando e non rispondo al telefono, poi con i call center che ci massacrano, Ah, esatto. io ho un numero che è sconosciuto, non sempre rispondo. Mi scrivi Mi e descrivi. io ti richiamo, mi scrivi, mi mandi il tuo numero e io ti richiamo e ti spiego, tu mi parli, mi racconti, io ti spiego se posso esserti d'aiuto oppure se ti posso inviare da colleghi o da altri specialisti con i quali io sono in sinergia lavorativa. Poi se vieni da me ti posso dire che la prima seduta dura almeno un'ora e mezza. Ecco, cosa fai? Una chiacchierata? Se non è lì, non è una chiacchierata, ma è l'anamnesi. No, scusami, la chiamo chiacchierata. Cioè, nel senso, è perché è un comprensione. dialogo mirato a capire tutta la tua biografia, fino a capire anche come sei nato, Che perché bellezza. la nascita è un valore, è un parametro che nella mia scuola ci è stato insegnato a essere fondamentale, cioè a seconda di come sei nato hai oggi determinate tendenze che ti porti dietro dalla nascita, nel bene e nel male. Bello, bello. E quindi questa anamnesi dura tendenzialmente mezz'ora, a volte anche un'ora, quindi la prima seduta è sempre di almeno un'ora e mezza / 2, e la seconda seduta invece sarà la routine, perché comunque normalmente un problema a volte con una seduta anche si risolve. Però io dico sempre ai miei pazienti, così come io ci sono andata per 20 anni in Germania dalla mia terapista craniosacrale, sono entrata per un motivo e ci sono ritornata per mantenere il mio benessere. Ok. Perché questa è anche una possibilità, cioè continuamente, una volta che hai capito che attraverso quel lavoro tu attingi continuamente alle risorse salutogenetiche del tuo organismo, perché no ritornarci? Se ti sei trovata bene, C'è un motivo, quindi lo devi non hai fare. bisogno di fare spiegoni di nessun tipo. Aggiungo, durante il trattamento si sta tendenzialmente zitti, in silenzio, però qui siamo andati oltre l'ora, io non lo so, qui dobbiamo forse smetterla di parlare anche, non lo so, cioè. No, vabbè, mi piacerebbe continuare, ma non possiamo continuare. Già allora qualcuno mi ha detto, ma perché dovrei stare ad ascoltare un'ora ciò che racconta? Ascolta, fate quello che volete, se non vi interessa chiudete, non c'è problema. Hai ragione. Non solo, perché poi mi dicono, ma se io non la conosco questa, la conosci. Grazie Grazie a te, grazie a te. Grazie a voi, se siete arrivati grazie sin a qui, voi. qualcosa di interesse l'abbiamo un po' scaturito. Sì. Arrivederci alla prossima, grazie Paola. Grazie a te di avermi invitato. Ciao. He's just a snake in